Benvenuto al secondo dei nostri talk show qui dallo stand di Fise Veneto in Fiera Cavalli per parlare del cavallo in tutte le sue sfaccettature. Ricordiamo, da quest'anno abbiamo scelto appuntamenti orari alle 14, alle 15, alle 16, alle 17, domani anche alle 18, oggi, domani e sabato. Ogni volta affronteremo temi diversi. In questo caso abbiamo il piacere di avere 3 ospiti e uno simpaticamente ha detto degli altri 2 sono i miei maestri. Allora, vorrei affidare a te il presentarli. Puoi farlo? Certamente, buongiorno a tutti. Sì, sono i miei maestri, anche se io sono molto più vecchio di loro. Allora partiamo in ordine di comparizione. Io sono partito come parelliano, quindi il mio istruttore è stato Franco Gianni, che adesso è un quinto 5 stelle, Parelli, istruttore Parelli. Poi Bertrand Ravaux, che non so il francese per cui, che lui è stato il mio maestro nell'École de la Légèreté, e quindi io dopo ho abbandonato per vari motivi, il tempo, gli anni, l'ho abbandato solo. Perché dopo i 18 uno pensa ad altro, esatto, giustamente. pensa ad altro, se le donne. Lo so, dopo i 18 è così, poi magari maturando. Esatto. Io ho cercato di mettere insieme le 2 situazioni, i 2 metodi. Ecco, se presentandoli hanno più cose in comune o più cose che li differenziano? Ma io ritengo che i principi base sono uguali, sono sempre quelli. Dopo vengono applicati in maniera diversa. Diciamo scusa, che il Parelli lavora molto di più, non è che lavora solo a terra, lavora molto di più a terra rispetto all'École de la Légèreté. Però dopo, sai, negli anni tutto si evolve, nessuno, chi si ancora ai vecchi principi, ai vecchi sistemi, ha già perso, ha già dimenticato tutto, per cui ci sono stati questi adattamenti sia da una scuola all'altra. École de Légèreté, fondata, pensata e ideata da Philippe Carl, che oggi ha 74 anni, 72, che comunque spero che non ascolta, che ha 27 anni, okay, lo diciamo così allora. 27, no? Ha 27 anni, che comunque monta ancora, tanto è vero che qui, proprio qui in fiera, mi dicevi, ogni giorno fa vedere il vostro lavoro proprio in chiamiamolo in uno spettacolo, in un'esibizione, adesso non so quale sia il termine che preferisci usare. Sì, possiamo dire che abbiamo tre presentazioni al giorno, una dei 3 istruttori della scuola, che sono istruttori della scuola in Italia, abbiamo anche una presentazione dei 2 allievi istruttori, per fare vedere un po' la pedagogia. Per fare vedere che cosa del rapporto tra uomo e cavallo? Facciamo vedere il metodo, le differenti tappe nel metodo per l'addestrare il cavallo. La cosa fondamentale di questo metodo qual è? La cosa fondamentale, abbiamo una scala e nel centro della nostra nella scala è il benessere del cavallo e il metodo è fondato sui principi del rispetto del cavallo, nel senso che si applica la conoscenza della fisiologia del cavallo, da un punto di vista dell'etologia, della biomeccanica, e usiamo dei sistemi che non vanno contro la natura del cavallo. È il migliore sistema e la migliore filosofia, possiamo dire, per rispettare un cavallo e non andare contro la natura. Gianni, questa cosa che vedo qui per terra, nel suo modo di pensare il cavallo, che ruolo ha? Diciamo che questo funge da prolungamento del nostro braccio, ci consente di interagire con il cavallo, perché chiaramente noi esseri umani siamo sviluppati in altezza, il cavallo è sviluppato in lunghezza, e per quanto riguarda il lavoro da terra possiamo appunto avere... È un modo quindi di essere in contatto, non di avere un contatto non di con picchiarlo. Assolutamente no. È giusto spiegarlo, insomma. Certo. Per voi benessere del cavallo cosa vuol dire? Ma diciamo che il benessere del cavallo, io penso che debba partire da una conoscenza della psicologia, della loro natura, perché appunto loro sono prede, animali da fuga, noi siamo predatori, quindi per quanto riguarda
la passione che possiamo avere per questo animale sempre non può bastare per creare un bel rapporto d'amicizia. Due amici non saranno mai grandi amici se non parlano la solita lingua, quindi si tratta un po' di cominciare a comunicare e a parlare il linguaggio dei cavalli. Poi, ascoltando appunto quello che diceva Bertrand, potrei dire che forse qualche annetto fa Socrate aveva detto, per quanto riguarda l'uomo, mente sana in corpo sano, e per il cavallo è uguale, mente sana in un corpo sano, però posso dire che un corpo in equilibrio del cavallo corrisponde a mantenere la sua mente sana, ok? Perché un cavallo che non è in equilibrio fisicamente chiaramente arriva a portare dei non benefici alla sua mente, ok? Quindi è un po' in interscambio delle due cose. Che poi purtroppo succede spesso che cavalieri non esperti o che sbagliano ingranano i cavalli, proprio perché gli creano una confusione mentale, per cui un cavallo che faceva ostacoli in maniera fantastica si rifiuta di saltare. Sì, ma infatti i cavalli sono animali che vogliono solo compiacerci, ok? Quindi hanno proprio voglia di fare le cose per noi, e quello che dobbiamo fare, io dico sempre, il buon cavaliere è colui che riesce a non interferire su quelle che sono, diciamo, le potenzialità naturali del cavallo, ok? Sarebbe già fare poco, sarebbe quello già bravo mantenere... è quello che le valorizza. Ok, assolutamente. Quanto è importante essere riusciti a portare questi argomenti all'interno di una federazione sportiva? Guarda, ne parlavamo prima, io ci ho messo 12 anni per riuscire a portare... Quindi avevi 6 anni, adesso ne hai 18, hai cominciato proprio all'elementare a occupartene. In fase. Piccolissimo. Ci ho messo 12 anni a portare questo progetto all'interno della FISE. C'è da dire che il nostro comitato è l'unico in Italia che ha una commissione di equitazione etologica naturale. Che ha anche un team dirigente, a partire da Clara Campese, la presidente, che è molto attenta a queste cose. Certo. Ed è importante, insomma, è importante, sì, vedere non il cavallo soltanto come un attrezzo per le medaglie olimpiche, ma come un compagno di vita. Certo, certo. Ecco, mi dai anche la possibilità di agganciarmi a spiegare che il benessere del cavallo non deve essere inteso come il cavallo sta bene e chiuso, perché il cavallo sta bene in pascolo con gli altri cavalli e buonanotte. Noi dobbiamo fare equitazione, che comunque, se non si sta attenti, c'è sempre qualcosa di coercitivo, a renderlo il più possibile umano. Immagini cosa ci dicono, per esempio, di questo vivere il cavallo passeggiando. Sì. Ci dicono che quel cavallo qui si sta divertendo. Si sta divertendo? Sì. Ecco, il cavallo in situazioni come questa, quanto le vive in maniera diversa dal cavallo che vediamo negli ippodromi piuttosto che in una gara di salto ostacoli? Potete ripetere la domanda? No, allora, stiamo vedendo delle immagini di queste passeggiate a cavallo, sì. Le stiamo vedendo. Sì, sì. Un cavallo quanto vive queste situazioni in maniera diversa, o sta meglio, o sta comunque in una situazione differente dal cavallo in un ippodromo e dal cavallo in un concorso di endurance? Normalmente non dovrebbe essere, perché se la filosofia è giusta, con un cavallo si può fare tutto bene, rispettando la natura del cavallo e allora rispettando il suo benessere. Addestrare un cavallo è usare un metodo per educare il cavallo su delle cose di base, poi addestrare un cavallo può diventare una specialità e si chiama dressage. Non vogliamo parlare di dressage moderno, ma fare il dressage. Poi si può andare a saltare, si può andare a passeggiare, si può andare a fare attacchi, si può andare a fare tutto. Tutto può essere fatto con un cavallo se la filosofia è giusta e, ancora una volta, come l'ha detto molto bene Franco Gianni, rispettando la natura profonda del cavallo. Sei d'accordo nel fatto che appunto in qualunque situazione in realtà il cavallo può stare bene nella stessa maniera? Dipende da, come ha detto Bertrand, come gli viene posta questa situazione, ok? Chiaramente i cavalli sono animali che dove le metti hanno la capacità di stare. Sta a noi far sì che quell'ambiente, che magari per loro a volte non è naturale, perché sicuramente è più naturale una passeggiata fuori che un campo di salto ostacoli, però
possiamo far sì che quella situazione di salto ostacoli o di dressage farla vivere in maniera molto serena e anche, se vuoi, divertente per il cavallo. Il cavallo può divertirsi, quindi non soltanto farci felici, si diverte anche lui. E dipende dal nostro atteggiamento, come noi viviamo quella situazione di gara. Io penso che la gara, io faccio sempre questo esempio, è come il pittore, ok? C'è un pittore che sta facendo la sua opera, ok? Il suo dipinto, viene a sapere che c'è una mostra e si mette a finire in fretta e furia la sua opera per portarla alla mostra. E questo non va bene, perché magari ancora non aveva espresso al meglio quello che voleva trasmettere in quella sua opera. Invece uno cosa dovrebbe fare? Il pittore dovrebbe finire la sua opera, quando ritiene che abbia il messaggio di ciò che voleva esprimere, ha raggiunto il massimo livello, allora porta il suo quadro alla mostra. È uguale questo per le gare, non deve essere la fretta di andare in gara. In gara è soltanto il momento di un test per vedere com'è il nostro fitness emozionale e del nostro compagno cavallo, e quando riteniamo che questo sia in ordine, allora possiamo accedere a queste competizioni. Di solito chi va a cavallo ama il proprio cavallo. Se una di queste persone viene a chiederti: io per far star bene il mio cavallo, da cosa devo cominciare? Qual è la risposta? La risposta è prima di avere una conoscenza del cavallo, una conoscenza teorica. Andare a cavallo senza avere un'idea di che cosa fare, come farlo e lavorare nella nebbia, possiamo dire, nel buio, nella nebbia, non lo so come dirlo, ma senza avere un'idea precisa. La prima cosa è questa conoscenza. Poi abbiamo istruttori e il loro lavoro di aiutare la gente che vuole fare bene con i loro cavalli e educare cavalli, ma educare anche la gente. Il primo consiglio è di cercare le informazioni che corrispondono alle cose che lei vuole fare con un cavallo, perché tutti non hanno la stessa idea delle cose che vogliono fare e non possiamo mai forzare una persona a lavorare nel senso giusto per il cavallo. Deve sentirlo. Sì. Sei d'accordo che questa è la prima risposta da dare a chi chiede cosa fare per il benessere del proprio cavallo? Assolutamente sì, queste basi, perché le basi sono quelle, se possiamo proprio dire, come è stato detto dai grandi maestri di equitazione classica, l'arte equestre è il perfezionamento delle cose semplici, quindi l'importanza della perfezione, o quantomeno io aggiungerei anche progressione, perché la perfezione può essere un limite, perché la mia idea di perfezione magari è diversa dall'idea di perfezione di un altro, però questa progressione, quindi nello sviluppare le cose semplici, possono portare veramente a una forma d'arte a qualunque livello e qualunque disciplina. Voi insegnate una cosa che devi ancora imparare? C'è sempre da imparare con cavalli e con allievi, con la gente si impara sempre, perché ci sono sempre dei casi nuovi, ci sono sempre delle problematiche che sono nuovi per noi e le soluzioni le abbiamo, ma il modo di applicare le soluzioni qualche volta si cambia un po'. Immagino che se chiedo bisogna sempre imparare, mi rispondi di sì. E allora qual è l'ultima cosa che hai imparato? L'ultima cosa che ho imparato, impariamo sempre, ogni giorno, dai nostri cavalli, e soprattutto diciamo che abbiamo da imparare più di quanto noi si possa insegnare a loro, proprio anche in una situazione di fiera. Io stamattina ho fatto delle lezioni a dei ragazzi, ho mosso dei cavalli, quindi proprio ho imparato a lasciar fare il cavallo quello che mi vuole offrire in una situazione nuova come la fiera, come il primo giorno di fiera, ok? E accettarlo. E allora, ringraziando i nostri ospiti, noi vi ricordiamo l'appuntamento che è alle 00, quindi ci rivediamo alle 16, vi ricordo l'appuntamento è orario. Adesso purtroppo non mi arriva in bassa frequenza dove si trova Roberta, qui c'è la linea, credo che sia il battesimo nella sella, mi fanno segnale dalla regia, purtroppo non vedo il monitor, quindi spero di non dire una cosa sbagliata. Roberta, ti passo la linea.
Carissimi amici, ci troviamo qui a Fiera Cavalli alla 121esima edizione. La prima giornata, questo giovedì, lo vogliamo subito dedicare ai giovanissimi, ai più piccoli e a chi si avvicina per la prima volta al mondo pony. Mi trovo in compagnia di Sonia Marai, la coordinatrice del battesimo della sella per Fise Veneto, che assieme a Paola Valgimigli e a Carlotta Agnoletto quest'anno hanno portato qui a Fiera Cavalli un battesimo della sella un po' innovativo. Sentiamo Sonia cosa ci racconta in merito. Buongiorno, sì, la novità di quest'anno è che ci dedichiamo soprattutto ai bambini della materna e della prima elementare, quindi della prima fascia della primaria, e la novità è questa, è un percorso di equimotricità, chiamata così perché interviene l'aspetto psicomotorio insieme al pony. Quindi per le caratteristiche del pony, quindi preda e animale da gestire, ci sarà un bambino che gestisce il pony e che metterà in atto tutte delle competenze motorie che si stanno sviluppando, quindi equilibrio, coordinazione, lateralità, che sono poi quello che sarà per il cavaliere l'indipendenza degli aiuti. Bene, una cosa che così fa entrare e capire ancora di più al bambino quanto è importante il rapporto con questo animale. Sì, infatti il fatto di condurre il pony mette in atto una serie di competenze psicologiche e emotive, perché non possiamo pensare di condurre un animale se non riusciamo a gestire noi stessi da un punto di vista emotivo e da un punto di vista psicologico e fisico. Sappiamo che da tanti anni te ti dedichi al mondo dei bambini, soprattutto dei più piccoli, come ci hai detto tu ora, e so anche già che hai nuovi progetti per il 2020. Ci vuoi accennare qualcosa? Sì, in fondo è uno sviluppo di questo progetto da portare nelle scuole materne e iniziare addirittura con gli asili nido, quindi fare in modo che il cavallo non sia più visto come spesso succede animale elitario, animale pericoloso, ma un amico col quale costruire qualche cosa. Poi atleti, cavalieri, ma comunque persone che vivono bene il concetto della natura e della relazione con se stessi e con gli animali. Ricordiamo un attimo ai nostri amici che ci ascoltano, da che età possono iniziare i bimbi? 3 anni, nell'anno dei 3 anni loro possono iniziare e quindi questo è un modo adatto a loro per costruire qualche cosa per il futuro. Va bene, lasciamo Sonia che la liberiamo perché ci sono molte scuole che oggi vogliono partecipare e provare queste nuove emozioni qui a Fiera Cavalli. Grazie a Fise Veneto al battesimo della sella. A te Fabio la linea, grazie. Grazie.